Ma guarda, al primo tempo devo essere sincero, sono molto soddisfatto della squadra perché comunque abbiamo retto botta a una squadra che gioca praticamente a memoria, che sono bravi anche se non hanno tutti i giocatori, ma però già quei 4-5 che avevano sono di livello assoluto, più hanno tanti giovani bravi, non per questo è la squadra campione di Spagna, vicecampione del mondo e vicecampione d'Europa. Poi il secondo tempo normale, esce la stanchezza, noi sono 2 settimane che stiamo lavorando, avevamo fatto carichi importanti per il campionato, poi ci era dato questa amichevole dopo 2 settimane, non potevamo non accettarla, però è normale, fare un test così importante dopo solo 2 settimane di preparazione è dura, però devo essere sincero, giocare contro queste squadre fa sempre bene a tutto l'ambiente e ai giocatori perché capiscono qual è il livello di questo sport. Adesso si comincia a lavorare. Ma sì, ma quest'anno con 12 squadre sarà un campionato vincente dove comunque ogni partita sarà quasi una finale perché hai veramente poche partite a disposizione e noi stiamo lavorando per quello, cioè io ho iniziato la preparazione in base per arrivare all'8 ottobre nei migliori dei modi e stiamo lavorando bene, ti ripeto, un primo tempo, prendiamo quello che c'è stato di buono il primo tempo, il secondo si sapeva, poi ho fatto ruotare veramente tutti e hanno giocato tutti ed è importante anche per esempio per i giocatori che hanno giocato sempre un po' di meno fare minuti contro questi campioni.